Prima Fabio ricordava il lavoro fatto intorno alle residenze. Ecco, devo dire è stata un'occasione di lavoro, di ricerca, per cui anche adesso lo ringrazio, perché per me personalmente è stato un modo anche per prendere conoscenza di una molteplicità di realtà che, conosciute nell'insieme, configurano una mappatura territoriale, ma non solo, conosciute nell'insieme configurano, assieme alla mappatura territoriale, anche una mappatura storica. Devo dire che i 2 volumi che abbiamo realizzato insieme, Fabio, Edoardo Donatini ed io come curatori, con la collaborazione del tamburo di Catherine veramente fondamentale, sono 2 volumi che si occupano di che cosa fondamentalmente? Si occupano della mappatura territoriale, della cultura che ne risulta, delle possibilità che vengono così evidenziate. Però all'interno di questi insiemi di dati c'è anche la possibilità di una mappatura diversa, di una mappatura per l'appunto storica, ed è una mappatura che contiene e che implica un po' una rivisitazione del teatro italiano alla luce dell'incidenza fortissima che al suo interno hanno avuto i gruppi, le realtà di gruppo. Indagando le dinamiche residenziali, raccogliendo documenti, mi sono accorto di una vicinanza fortissima fra quelle che erano le realtà che esaminavamo, con le quali dialogavamo, e la realtà di gruppo che, è bene ricordarlo, negli anni 70 è stato il momento di svolta e di rigenerazione del tessuto teatrale italiano. Non dico immediatamente è stato il fattore di rigenerazione linguistica delle modalità del teatrale. C'erano già stati negli anni 60, nel 65 il Living, nel 67 Grotowski, prima ancora le cantine romane, cioè il linguaggio teatrale si era già, come dire, era già deflagrato, si era già allontanato da delle modalità di tipo tradizionale, era già partito oltre le sue colonne d'Ercole. Quello che invece le realtà di gruppo hanno fatto e hanno determinato è stato quella di riconfigurare la mappa territoriale del teatro italiano. I maestri hanno lasciato un segno fortissimo nelle formazioni individuali, non nella geografia teatrale. Le cantine romane hanno segnato un momento di rottura, non una permanenza di presenza nella teatralità romana stessa o nella configurazione delle avanguardie. Quello che ha lasciato un segno sostanziale proprio nel riformulare nel complesso il panorama teatrale è stata la presenza di tutta una serie di realtà di gruppo che si sono radicate prevalentemente dove? Nei piccoli centri, nei medi centri. È stata occasione di festival, è stata occasione di radicamento, è stata occasione di nuovo rapporto con gli enti locali. Allora, parlo per l'appunto anni 70, correva una voce comune che non è stata poi, trovo, adeguatamente ricordata, adeguatamente documentata dalla storiografia successiva, perché la cosa che ci dicevamo l'un l'altro, diciamo senz'altro, il teatro dei gruppi, il rinnovamento teatrale italiano è un frutto delle giunte di sinistra. No? Cioè, è un frutto delle giunte di sinistra. Ma perché era un frutto delle giunte di sinistra pertinentemente? Perché attraverso queste giunte si era stabilita come fattore di traino della cultura dei piccoli e medi centri un asse privilegiato fra l'assessorato e una formazione locale, una formazione teatrale di carattere locale. Molte di queste formazioni teatrali di carattere locale hanno poi avuto risonanza nazionale, europea e vorrei dire globale, e però alle loro origini, ai loro inizi, c'è sempre un rapporto di vicinanza privilegiato con un territorio, e vorrei sottolineare,
con le sue esigenze. Io ho risentito come un eco di quelle situazioni in molte delle esposizioni che hanno aperto il nostro incontro, però da un lato vi ho sentito un eco e dall'altro ho dei motivi, come giusto assolutamente che sia, assolutamente originali, propri, aperti verso nuovi e diversi sviluppi. Faccio riferimento a frasi che si sono sentite, dice non è soltanto questione di collocare una rassegna, bisogna dialogare con il territorio. Certi percorsi mettono gli amministratori al riparo, no? Cioè certi percorsi che coinvolgono la cittadinanza, che coinvolgono l'abitante, mettono l'amministratore al riparo da che cosa? Al riparo dell'obiezione di fare un'attività esclusivamente di elite per gruppi circoscritti, cioè se c'è una progettualità che avvolge, che interessa la cittadinanza, è evidentemente che l'amministratore locale può maggiormente giustificare le sue progettualità, non solo giustificarle agli occhi della cittadinanza stessa, ma giustificarle anche in funzione di uno sviluppo che nasce poi dai contatti fra teatranti, non teatranti, abitanti, situazioni socialmente anche difficili, come ha ricordato l'amico poc'anzi, di carattere anche urbano, di carattere periferico, di carattere di nuova non cittadinanza, se vogliamo, nell'attuale. Questa situazione sussisteva evidentemente anche nel momento del radicamento anni 70, dove uno degli elementi essenziali era tracciare delle forme di rapporto fra l'attività teatrale, l'attività nelle scuole, l'attività con gli anziani, l'attività nel sociale. Cioè, in un certo senso, rispetto alla situazione contemporanea, la situazione del radicamento degli anni 70 consisteva in un allargamento alle varie funzioni culturali presenti nell'attività di un'amministrazione cittadina, svolta in rapporto con l'alleanza, con il supporto, attraverso le interazioni con realtà teatrali che svolgevano anche un'attività di carattere artistico, anche di carattere produttivo, anche di rassegna, anche di contatto culturale proprio. Adesso mi sembra che il fronte si sia in qualche modo spostato, cioè il problema principale non è tanto più tracciare delle forme di rapporto fra i diversi interessi di un assessorato alla cultura o di un'amministrazione locale, ma è individuare progettualità avvolgenti, progettualità larghe, progettualità inventive, progettualità che in un certo senso possono anche, come è stato benissimo detto dall'assessore alla cultura di Lecce, possono anche aggirare l'istituzione scolastica toccando direttamente le famiglie. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il progetto, la progettualità che coinvolge il teatro non si svolge soltanto intorno a un reticolo di istituzioni teatrali preesistenti o di istituzioni civili preesistenti o di istituzioni scolastiche preesistenti, ma la progettualità nelle sue diramazioni viene a toccare direttamente la situazione, il livello delle identità singole dei cittadini, cioè degli abitanti. La progettualità non ha più come soltanto come principale riferimento delle istituzioni a sé state, ma gli si chiede in qualche modo di uscire dalle istituzioni a sé state per attuare un lavoro di contatto, un lavoro di relazione. Qual è uno degli esiti di questo lavoro di relazione? Qual è uno degli sbocchi di questo allargamento? Ecco, l'ha sintetizzato Elena Di Gioia poc'anzi, siglando con questa sua asserzione un motivo di differenziazione assolutamente forte rispetto alla dinamica anni 70. Diceva Elena, certo c'è un movimento che fuoriesce dal teatro, ma per far che cosa? Per ritornare al teatro, perché quello, hai detto, è il nostro cuore pulsante. Ecco, allora guardate, questo
ritornare al teatro come a un cuore pulsante è un meccanismo assolutamente presente, trovo ora, nelle dinamiche teatrali dei piccoli centri, nella loro possibilità di espansione, ed è al contempo un fenomeno che fa differire la situazione contemporanea dalla situazione anni 70, perché questo ritornare al teatro dopo esserne usciti è un movimento che configura che cosa? Il restauro del teatro in se stesso, cioè configura il restauro di una situazione culturale, di una situazione di rapporto con il mondo sociale che fino a un certo punto storico è stato un retaggio assodato del fare teatro. Era assodato che il teatro fosse una manifestazione della società in cui si svolgeva. Era assodato che i teatri nascessero a seguito di cordate di cittadini e di cooperazioni. Era assodato che i teatri dei piccoli centri fossero un riferimento assolutamente forte della vita sociale dei piccoli centri. Questa centralità sociale del teatro, questa centralità comunitaria del teatro era implicata nella nozione di teatro. Nel momento in cui si pronunciava teatro, nel momento in cui si parlava di teatro, si parlava per l'appunto di un organismo che era di per sé rappresentativo di una comunità sociale. Ne era il punto di riferimento, ne era il punto di intrattenimento, ne era il punto di autoesibizione. C'erano giornate dedicate agli spettacoli, c'erano giornate dedicate all'intrattenimento vario, c'erano le giornate dei dilettanti, c'erano le giornate del ballo pubblico, c'erano le giornate della lotteria. Cioè, all'interno dei teatri si svolgeva una molteplicità di attività che siglava nel teatro un luogo di identità sociale determinante. Ora questo retaggio del teatro, questo retaggio culturale del teatro non esiste, non è dato, è da ricreare. In qualche modo il teatro è ora necessitato a uscire da se stesso per ricreare una identità, per ricreare una necessità di socialità, di rappresentanza e di identità che per l'appunto lo ricollochi nella agorà ideale della comunità stessa. Cioè, il teatro, poi ritornare agorà, deve in qualche modo ritrovarsi, riformularsi, di nuovo dimostrare e ricreare la propria necessità in un rapporto di natura interpersonale estremamente esteso. A questo proposito vorrei semplicemente ricordare che questo lavoro di relazione del teatro con le identità che sono al di là di se stesso, che sono dell'abitante, che sono di persone in situazioni di difficoltà sociale, che sono in situazioni di persone con detenuti, con portatori di diverse abilità, questi incontri del teatro in un certo senso non stanno soltanto preparando un restauro del teatro nella sua necessità sociale. È evidente che parlo del restauro non in termini di una riproposizione identica, assolutamente, ma di restauro di una funzione, no? Non di una configurazione. Ma non soltanto sta preparando il ritorno alla sua necessità, ma sta facendo qualcosa di molto diverso, secondo me. Sta mettendo anche in campo la necessità assoluta di far chiaro su quelli che sono dei criteri di natura estetica e artistica pertinenti a queste tipologie di azione, pertinenti a queste forme di azione sulla realtà. Forme di azione sulla realtà che tendono a dimenticare, intorno alle quali si tende a dimenticare che la realtà stessa è, come dire, la fonte del percepire, la fonte prima del percepire. Noi ci abituiamo a percepire, ci alieniamo a percepire guardando le cose che ci circondano, secondariamente guardando eventi determinati, vuoi mediali, vuoi dal vivo, oppure organizzati in forma testuale, oppure organizzati in forma figurativa, ma la matrice del percepire è il nostro volgere intorno gli occhi e nel guardare le cose. Ecco, ora in qualche modo il teatro, confrontandosi, rimettendosi in gioco, al di là di orizzonti rassicuranti formali e di senso estetico, viene a implicare in chi guarda
uno sguardo, diciamo così, non più raffinato, ma meno raffinato, non più colto, ma più identitario, più personale, non informato, ma disposto a mettersi al servizio di quanto viene a recepire, non valutante, non giudicativo, non necessariamente erudito, ma uno sguardo che guardi il teatro così come guarda il reale. E io trovo che da guardare il teatro così come si guarda il reale ci siano delle fonti di formazione, delle fonti di arricchimento culturale e personale assolutamente forti, assolutamente straordinari. Cioè il teatro può riconfigurarsi come una realtà, ma una realtà in sé e non tecnologicamente aumentata, e quindi una realtà, come dire, carica della vitalità e dei processi che l'hanno determinata, e che nel rivolgersi ai suoi spettatori li porti a una rieducazione dello sguardo che trova forse un suo riverbero più forte, più immediato, proprio nell'osservazione stessa della realtà delle cose. Io trovo che ci possono essere diversi maestri che ci possono orientare in questo riconoscimento del linguaggio del reale. Senz'altro uno dei maestri è Pierpaolo Pasolini, che parlava di linguaggio del reale relativamente ai film, che hanno delle tracce in sé che richiamano moltissimo delle modalità del teatro contemporaneo. D'altra parte, per lui il cinema era una realtà ripresa, era una realtà di set, quindi una drammaturgia ripresa, e questo sguardo sul reale io trovo che ritorni anche nell'insegnamento di un grande storico del teatro che è Claudio Meldolesi. Ecco, io penso che sarebbe, e infatti mi fa piacere ricordarlo in questa circostanza anche di fronte ad alcuni che sono stati suoi allievi, che l'hanno conosciuto direttamente, che Claudio Meldolesi sarebbe da rileggere non come storico del teatro, ma come maestro del teatro. È una cosa diversa, io trovo. Ecco, io trovo che in questo suo allargarsi in vista di un ritorno e di un restauro del teatro nel suo ruolo di necessità sociale, di agorà della collettività, i movimenti contemporanei stiano portando a una situazione che ci porta a rompere le categorie estetiche e a trovare fulcri di fuoco scenico, fulcri di vita artistica in un manifestarsi del teatro, in un manifestarsi, scusate, del reale, che io trovo ci avvicina attraverso il percepire a quelli che sono i nodi traumatici della nostra contemporaneità. Ecco, forse questa è una formula, un'arte del percepire direttamente i nodi traumatici della nostra stessa contemporaneità, ed è un servizio straordinario che io penso che il teatro, la cultura, il teatro dei piccoli centri, il teatro di relazione, il teatro di comunità stanno ora svolgendo, tracciando un diverso orizzonte rispetto a quelle che erano le dinamiche di svolgimento degli anni 70, da cui pure trae la nostra mappa teatrale la sua configurazione anche presente.